Nonostante mi chiami Moscato, io non ho una grande predilezione per il vino, o meglio, insomma, mi piace assaggiarlo, gustarlo, però dalle reminiscenze di quando andavo alla scuola elementare ho subito ricordato che l'11 di novembre è San Martino e ogni mosto diventa vino. Praticamente, insomma, per chi si appresta alla nuova stagione è una data importante, tant'è che ci sono anche diverse iniziative proprio per stappare il novello o comunque per far sì che dalla botte escano proprio i primi bicchieri di questa prelibata bevanda. Magari, insomma, il San Martino è anche accomunato al famoso mantello, insomma, quello che questo cavaliere ha fatto per dare un riparo, insomma, un qualcosa che lo potesse riscaldare al povero che trovava per strada. Non a caso inizio proprio con il mantello, perché tra i nostri ospiti proprio parleremo di un mantello speciale. Siete ancora con Televideo Agrigento, Target, il vostro appuntamento settimanale che seguite in diretta in prima serata il mercoledì e poi nelle varie puntate in replica negli orari che la nostra emittente ha già programmato, ovvero il giovedì alle ore 16, il venerdì alle 23:30, il sabato a mezzogiorno e domenica alle 10, visibile sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e naturalmente poi in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv in tutto il mondo, dove c'è anche una finestra, un link dedicato dove verrà caricata la puntata che potete vedere e rivedere quando vi è più comodo. Il tutto anche condito da ormai da quello che è, diciamo, il canale unico mondiale, ovvero YouTube. Per i vostri contatti abbiamo un'email dedicata, è target.tva@gmail.com, dove potete segnalare, fare dei suggerimenti, insomma interagire con noi e con la trasmissione che ormai da 10 anni vi tiene compagnia, e continuiamo a farla perché riscuote successo ed è, insomma, seguita. Di questo naturalmente ne siamo orgogliosi, io personalmente come conduttore, ma tutta la redazione e la direzione di Televideo Agrigento. Dopo questa ampia premessa, allora passo subito a presentare quelli che sono gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo con Anna Maria Sermenghi, lei è la dirigente scolastica del liceo Empedocle di Agrigento. E poi Gerardo Alonci, lui è il medico e dirigente dell'unità operativa Hospice Clinica del Dolore all'ospedale di Agrigento. Con lui la dottoressa Carmelinda Scalia, è una psicologa, è sempre in servizio all'Hospice e proprio con loro parleremo di questo particolare convegno intitolato il Mantello. Magari ci spiegheranno se in realtà San Martino c'entra qualcosa. Continuiamo con Enzo Argento, poeta e scrittore tra le migliori espressioni in Sicilia. Collega giornalista Francesco Cristian Schembri, lui è il direttore di scrivolibero.it. E poi una delle menti pensanti e agenti più importanti di Favara, Giuseppe Cioppino Crapanzano, tanti eventi, e proprio per questo ha creato proprio un'agenzia, si chiama Cioppi Group Event. E di ritorno dall'America, dove lo avevamo prima salutato in partenza, adesso lo accogliamo in arrivo, il cantante Luzzo Galvano. Allora, dottore Alonci, c'entra qualcosa il Mantello di San Martino con il vostro convegno? Credo proprio di sì. Noi in questo weekend celebriamo la 4ª edizione del Mantello, quindi è la 4ª volta che lo facciamo ogni 2 anni. La 4ª volta che lo facciamo al Teatro Pirantello, si svolgerà nei giorni di 10, 11 e 12, cioè il venerdì pomeriggio iniziamo, c'è prima un precompegno di cui parlerà la dottoressa Scalia, poi successivamente venerdì pomeriggio appunto faremo alcune sessioni, perché noi ci interessiamo intanto, curiamo meglio l'aspetto formativo e l'aspetto anche informativo.
Dicevo, il nome che avete dato è proprio perché San Martino ha voluto, insomma, dare questo servizio, che chiamiamola così, il proprio mantello al povero che sentiva freddo, questa condivisione. Si fa riferimento a San Martino in quanto si racconta che ha incontrato una persona infreddolita che stava male, si è tolto il mantello e lo ha coperto. In questo senso noi facciamo lo stesso lavoro con i malati, nel senso che li curiamo, ecco, curare è il termine giusto, i malati soprattutto inguaribili. Dottoressa Scalia, curare non solo dal punto di vista medico, perché forse purtroppo un malato terminale oncologico, insomma, ancora con la medicina non si riesce purtroppo a far tutto, ma curare e accudire anche dal punto di vista psicologico e del contatto umano nell'hospice, cioè nella clinica del dolore dove voi operate. Certamente, intanto faccio subito un appunto di precisione e di chiarezza, perché così tutti i cittadini possono sentire le nostre informazioni e utilizzarle al meglio. Gli hospice non accolgono solo malati oncologici, ma anche malati non oncologici, quindi tutte quelle persone che purtroppo hanno ricevuto una prognosi infausta della propria malattia, a prescindere dalla malattia, e quindi, come diceva il dottor Longi, non sono più guaribili ma curabili. Quindi il senso del mantello che avvolge è una cura nella globalità dell'interesse del malato, nell'assistenza globale, quindi che non è solo medica, ma è anche psicologica, sociale, spirituale, assistenziale, quindi una globalità di persone, un insieme di operatori che si preoccupano di raggiungere un unico obiettivo, che è quello di accudire quella persona, e non solo la persona ma anche la sua famiglia, nel tratto finale della propria vita. Unanimemente l'hospice di Agrigento, insomma, è riconosciuto come una delle unità di eccellenza, dottore Longi. Sì, ce ne ricordiamo sempre quando dobbiamo parlare bene dell'ospedale. Non voglio entrare in polemica con nessuno, ma sicuramente è riconosciuto come un'eccellenza dell'ospedale, ha 10 posti letto, non so se è utile dirlo, 10 posti letto con stanze singole, perché abbiamo cercato di riprodurre l'ambiente, il clima familiare all'interno di queste camere, e c'è pure la possibilità che vi dorma un familiare accanto al malato, perché il senso è proprio questo, stare vicino al malato. A parte la terapia, la cosa più importante, ecco, è avere il contatto diretto, lo sguardo che serve per guardare il malato, il tatto per toccarlo, che è la cosa più importante, secondo me, a prescindere dalla terapia. Prima di approfondire quelli che saranno gli aspetti di questo convegno nel weekend che ci apprestiamo a vivere, vorrei fare un passo indietro, dottoressa Scalia, nel dire perché si è avuta l'esigenza, la necessità di fare il primo convegno sulle malattie palliative con l'hospice. Noi abbiamo lavorato in questo senso rispetto ai temi della formazione, appunto, e dell'informazione, quindi entra in gioco sia la formazione per gli addetti ai lavori, quindi i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli operatori socioassistenziali, ma entra in gioco anche l'informazione, perché la legge 38 del 2010 ormai ci ha obbligati tutti a preoccuparci di diffondere quella che è la cultura delle cure palliative. Il cittadino non può non sapere che esistono le cure palliative, che cosa sono, a che cosa servono e quando è utile utilizzarle, perché spesso ancora oggi, a distanza di 7 anni, capita che alcune persone purtroppo non vengono accompagnate alla morte, non vengono accompagnate al loro fine vita adeguatamente, con il giusto sollievo. Allora il convegno è nato, accanto al convegno è nato anche un'altra iniziativa, che è il concorso premio Il Mantello, rivolto agli studenti dell'ultimo anno degli istituti superiori, i quali hanno ricevuto sin dalla prima edizione. La prima edizione è stata solo provinciale, quindi abbiamo iniziato timidamente. Oggi invece, alla 4ª edizione, ci rivolgiamo invece a tutti gli studenti della regione siciliana. È un tema forte che magari forse un ragazzo non vuole affrontare. Noi pensiamo questo, o meglio, dal primo anno un po' eravamo
titubanti rispetto all'affrontare questi temi, queste tematiche forti che anche noi adulti cerchiamo di allontanare e di negare, no? La sofferenza, il dolore, la morte, non ne vogliamo parlare, se non ne parliamo non esistono, ma non è così. E anche quindi noi adulti avevamo pensato che forse non era giusto, non era corretto quasi scandalizzare i giovani presentando questi temi. Invece la risposta è stata tutt'altra. I giovani ci hanno stupito, gli studenti ci hanno stupito nella prima fase, dove noi andiamo presso gli istituti a fare l'informazione, a dare gli strumenti minimi ovviamente rispetto al tema che poi loro dovranno svolgere, ma ci hanno ancora più stupito con i lavori che hanno presentato in queste 4 edizioni. Ne parliamo dopo. Un'altra battuta ancora con il dottore Alongi non lo so, non è una provocazione, non so qual è la tua idea. Proprio in questi giorni, in questi mesi, si parla anche di accompagnare il malato o terminale o comunque con gravi malattie alla morte. C'è lo scandalo della Svizzera o l'evoluzione della Svizzera, secondo la tua opinione? Allora, consentimi di fare una battuta, perché in queste occasioni, in questi argomenti così sensibili ed emozionali, l'autoironia, l'ironia può servire, lo abbiamo visto anche con i ragazzi. Morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, lo dice Roberto Benigni. Ecco, intanto in 2 parole dice un po' tutto: nessuno vuole morire, su questo non ci sono dubbi. Qualcuno dice che è normale, come nascere è un atto, la nascita e la morte sono la stessa cosa, invece non è così, nessuno di noi sicuramente vuole morire. In questo weekend, esattamente domenica, noi parleremo del cosiddetto famoso o famigerato, secondo i punti di vista, DAT, disposizioni anticipate di trattamento, e credo che tu facessi riferimento a questo. Sì. Avremo 2 senatori della Repubblica, oltre che un procuratore, un avvocato viene da 2 avvocati, anzi più avvocati, perché c'è l'aspetto giuridico anche nelle cure palliative. E tratteremo questo argomento. C'è un iter legislativo in questo momento molto attuale al Senato, c'è un dibattito molto acceso sull'argomento è molto delicato. Io, se vuoi la mia opinione è che secondo me non occorre un'altra legge, basta la legge 38 che garantisce a tutti i cittadini di qualsiasi razza, di qualsiasi sesso, di qualsiasi età, perché dobbiamo considerare anche l'età, parlando, se facciamo riferimento all'età pediatrica, hanno diritto ad avere le cure palliative, la terapia del dolore, a non soffrire, cioè, ma non solo il malato, anche i propri familiari. Quindi questa legge, che è molto articolata e comprende tutto, assolutamente non dovrebbe prevedere un altro tipo di legge, che è quello parla dell'eutanasia, cioè per noi l'eutanasia va abrogata assolutamente. Bene, poi parleremo in particolare di questi 3 giorni che avete dedicato sia al discorso scientifico che anche a quello informativo che dicevamo, con la partecipazione degli studenti. Francesco Cristian Schembri è un collega giornalista di scrivolibero.it, ti sei occupato anche del problema ospedale, dicevamo l'hospice eccellenza, magari il pronto soccorso un po' meno, però adesso si sta forse un po' rimediando. Ma il giornalista che scrive su un giornale online è un giornalista di serie B? Ma io non credo che sia di serie B, non per un atto di presunzione, però comunque a volte da Agrigento sento spesso parlare che vi sono molti organi di informazione, quindi molti siti online che si occupano di giornalismo. C'è pluralità, no? Esattamente, io non lo leggo come un dato negativo, ma anzi lo vedo come un dato abbastanza positivo, perché appunto c'è maggiore pluralità nell'informare la gente e magari leggere anche sotto diversi profili quello che è uno stesso fatto, sia esso un fatto di cronaca o anche le varie inchieste giornalistiche. Tornando alla tua domanda, spesso e volentieri la mia testata si è occupata dell'ospedale di Agrigento. Eccellenze come quella appunto ne parlavamo prima, dell'hospice di Agrigento, ma non solo. Io ad esempio ho conosciuto il reparto di nefrologia, che è uno dei reparti più importanti dell'ospedale, eppure ha delle carenze strutturali, carenze d'organico, che non permettono di esprimere quelle potenzialità che invece altrove invece possono avere
effettivamente un grande impatto. Questo purtroppo a volte, mi sia consentito di dirlo, pecca anche un po' la politica, perché a volte la gestione non solo aziendale ma anche politica dell'ospedale, quindi su tematiche importanti quali quelle sanitarie, fanno in modo di non sempre eccellere, ecco, pur avendo quelli che sono mezzi, diciamo prima, non solo l'hospice, nefrologia, ma anche tantissimi altri reparti dell'ospedale che funzionano, avere delle carenze strutturali che non consentono appunto di poter dare quelle risposte che... A proposito di politica, in queste recenti elezioni regionali, la tua testata assieme ad altre 2 testate online avete fatto anche un po' concorrenza alla televisione. Cos'è? Un esperimento? Sì, forse più concorrenza a TVA, forse, perché siete stati forse gli unici poi a fare, scherzi a parte. Comunque sì, ci siamo cimentati in questa esperienza, quindi non solo online ma anche video, per così dire una web TV, se così vogliamo chiamarla. Abbiamo fatto questo esperimento, cioè una diretta video non stop appunto con Infogrigento e Sicilian Press, per affrontare insieme a chi ci ha seguito quello che era appunto il risultato elettorale. Quindi il giorno... A proposito del risultato, è uscito fuori quello che avevate pensato? Sì, in linea di massima sì, noi avevamo pronosticato quelle che erano appunto il risultato elettorale, la vittoria di Musumeci e la vittoria anche del Movimento 5 Stelle come partito, quindi in linea di massima diciamo che il nostro pronostico si è avverato, seppure appunto c'è un dato poi politico da fare, ovvero quello della ristrettezza di percentuali, e quindi se ora vediamo che Musumeci può avere il governo, può aspirare ad avere una maggioranza all'interno del governo, è pure vero che comunque c'è un'altra area politica, quella del Movimento 5 Stelle, che insieme al dato dell'astensionismo danno anche un'altra analisi. Chi non è andato a votare ha la maggioranza però. Esatto, infatti pur avendo sempre torto, però ha la maggioranza. Stavo facendo appunto questa analisi, penso che la maggioranza appunto dei siciliani, legato anche al voto al Movimento 5 Stelle, sia un voto di forte dissenso nei confronti della politica. Questo signore barbuto che vedete accanto a Cristian è Enzo Argento, più di una volta l'ho avuto ospite in studio perché è uno dei poeti che più mi piace, che nella sua lirica, nella sua armonia riesce a volte in pochissime parole a dire un po' tutto. Enzo, ti ci ritrovi in questo? Sì, tutto. Infatti volevo sottolineare che ultimamente ho portato delle modifiche al mio modo di scrivere, nel senso di essere molto più conciso e che non perda però la poesia, la bellezza, la musicalità e tutto quanto serve a comporre una buona poesia. Ma la poesia ti arriva così tutta a lungetto, sì, oppure sì, vai a cercare la parola, la modifichi, la aggiusti? Potrai anche non crederci, ma io non cerco mai la parola. Io sono vissuto con questi termini, proprio dentro questi termini, e mi affiorano al momento opportuno. Ci sono dei termini bellissimi che un solo termine basta fare un discorso intero e sono di una bellezza straordinaria ed un peccato farle morire, tipo questi da qua. Dicevi che hai cambiato il modo di scrivere, di interpretare la poesia. Perché? Che cosa c'è stato una svolta? Si può dire, le parole si spendono perché non si comprano, altrimenti ci penserebbe su 2 volte. Cioè, ho cercato di dire di più usando meno parole. E quindi? Tipo questa di qua. S'angrambassi lo tempo e la zuzzasse, tenendo lo pocoggio su te mia, non gli serrandiano banne banne, ma lo spardassi tutto in capetia, mistura frisca che forza mi doni e se mi brunti le chiavi mi sane. Oppure quest'altra, sono 4 parole, se ti vio che dorme, se tanto beggia, come la luna vicina alla stigia, ma se ti vio vigliante si più beggia ancora, che mi ritira fino alla parola. Tu da diversi anni che sei nel campo della poesia, hai già pubblicato diversi Sì, sono alla quinta pubblicazione, questo è l'ultimo, 100 gocce di pensiero, che sono 100 poesie in lingua siciliana, e ora ne ho pronto un altro frutto di 2 anni di lavoro che si chiamerà molto probabilmente Chiusca. Il Chiusca è praticamente quando si porta il grano nell'aia, quella che rimane la più sottile,
perché è leggera e quindi vola con facilità. Ma ritornando indietro nel tempo, molti anni fa, perché insomma, diciamo che insomma, da molto tempo che tu operi, ricordi quando hai iniziato ad avere questo amore per la poesia? Guarda, ti farò ascoltare la prima poesia che è autobiografica, quando l'ho scritta 40 anni fa. È Aria. Perché è nata? Perché è nata? Sentivo il bisogno, insomma, di scrivere qualcosa, di esternare quello che sentivo dentro. E fa così: muli con bave in bocca, è in italiano questa, e schiuma sulle spalle giravano nell'aia, laggiù a valle, un sole maschio le labbra inaridiva di mio padre che dietro mi gridava, con un fazzoletto senza colore detergeva dalle crepe il suo sudore. Mia madre, il lavoro seguiva, le spighe che scappavano e ciuffava. Anche piccoli guadagnavamo il pasto, raccogliendo quel che era rimasto, tra le stoppie spinose dentro i fossi che ci lasciavano dei segni rossi. Quando il nemico da me odiato, di Tremondi era già andato, tutti quanti insieme si mangiava una minestra che mai raffreddava. Le stelle ormai erano cadenti, lei rivolgeva una preghiera a tutti i santi, raccomandando il raccolto più buono e che pericolo andassero lontano. Tra la paglia in mezzo all'aia si dormiva in compagnia, tra le stelle più splendenti io che cercavo le cadenti e dicevo con ardore: voglio una vita migliore. Bravo Enzo. Dottoressa Sermenghi, peccato che la scuola abbia poco tempo e tanto da trasmettere e da non poter inserire questi poeti contemporanei in quelli che sono i programmi. Però insomma avrebbero anche loro qualcosa da dire agli studenti. Sì, sicuramente un progetto sull'identità culturale siciliana esiste ed è voluto fortemente dal nostro assessorato regionale. E peraltro uno studio che possa riguardare la lingua e la lingua della poesia può essere indubbiamente uno studio, una comparazione interessante rispetto all'analisi del testo poetico a cui sono normalmente abituati i ragazzi, ovviamente in lingua italiana. Lei nella sua bellissima scuola Volevo dire, perdonami, che la prefazione di questo libro è fatta dalla signora Serrano. Ah, però non lo sapevo, è stata una coincidenza, no, non è tipo una coppiata, il compare che nessuno sapeva all'altro, ecco, non lo sapevo. Ho avuto l'onore e il piacere, insomma, di curare questa presentazione, di partecipare alla presentazione appunto di questa precedente. Ma al liceo classico piccoli poeti crescono oppure non interessa? No, al liceo classico i ragazzi coltivano il gusto e l'amore per la scrittura, scrittura in prosa, in poesia, partecipano spesso anche ai concorsi, anche perché la lingua è uno strumento privilegiato dell'espressione che indubbiamente dovremmo coltivare in maniera particolare in questo nostro tempo, dove una cultura, una civiltà dell'immagine rischia in qualche modo di far perdere l'attenzione, il gusto verso l'ascolto delle parole, il loro significato, la loro pregnanza semantica. Mi faceva piacere poc'anzi ascoltare appunto il poeta, l'amico Enzo Argento in questa sua diciamo rivisitazione dello stile poetico, e facevo proprio una considerazione come questa scelta verso la brevità maggiormente ci consenta di apprezzare quelle che sono le caratteristiche del siciliano, il siciliano inteso più che come dialetto, come lingua, una lingua che esprime una cultura, un'identità, dove ovviamente la brevità, brevitas, concinitas, che sono delle caratteristiche proprie della lingua latina, si ritrovano in pieno. E alcune cose che non possono essere tradotte, vero? Sì, assolutamente, non si trova il corrispondente. Perché richiedono una elaborazione con una sintassi molto più articolata e con un numero di parole indubbiamente maggiore. Quindi ci sono tanti spunti linguistico-letterari che sono di grande interesse per... Oltre a quello che è, diciamo, il tradizionale iter scolastico di un liceo classico, ci sono anche delle altre iniziative che la scuola porta avanti, anzi in questo caso la Fondazione Empedocle che programma da qui a qualche giorno le giornate della Fondazione, quest'anno etica e politica, perché? Sì. Allora, intanto le giornate della Fondazione, giunte alla 6ª edizione, sono un'iniziativa
che viene programmata, portata avanti congiuntamente dalla Fondazione Empedocle e dal Liceo Classico Empedocle. Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, appunto, che in qualche modo estende la mission del valore degli studi classici e dell'amore verso la cultura classica, che già è di per sé strutturale nella mission del liceo. Ogni anno noi scegliamo un tema che possa essere di interesse rispetto alla contemporaneità, al momento storico che i ragazzi vivono, però con il fine di offrire loro degli strumenti culturali che, in una serie di convegni, di riflessioni aperte che noi offriamo agli studenti, non meno che alla città, consentiranno loro una riflessione diversa, quella che proviene anche dagli strumenti culturali che i classici ci offrono. Per noi è sempre una scommessa, un'operazione culturale nella quale crediamo fortemente, una rilettura di temi che attengono al mondo contemporaneo, che però vengono visti, compresi, studiati, dibattuti, anche a partire da quella che è la conoscenza, lo studio che proviene dai classici. La scelta del tema etica politica, posto che viene fatta, diciamo, molti mesi prima, è una scelta dello scorso anno, nessuno avrebbe detto che si sarebbe collocato in un momento così particolare anche della vita politica della nostra regione, e questo comunque ci ha fatto piacere, per quanto sia una coincidenza, perché abbiamo sentito la necessità di affrontare questo tema dei rapporti tra etica e politica per delle ragioni fondamentali, che sono non solo l'ampiezza, l'importanza, la vastità del tema, ma se guardiamo oggi a quello che può essere il rapporto con la politica dei giovani e della gente, diciamo che di spunti di riflessione ce ne sono. Abbiamo parlato poco fa del distacco e del non voto, quindi diciamo che sicuramente l'amore non è... Esatto. Volevo proprio arrivare a questo. Uno studio del rapporto tra etica e politica ci conduce dove? A quella forma di disaffezione, di distacco, di distanza, di pregiudizio nei confronti della politica, attenzione, giustificato dal fatto che spesso eventi legati alla corruzione, al malgoverno, sono stati, ahimè, prevalenti, imperanti anche rispetto a ciò che la nostra storia recente ci ha consegnato e ci consegna. Ogni volta che qualche episodio di questi accade, sì, alimenta. Però evidentemente questo è il vero rischio, cioè che da questa critica verso un sistema o un modo di intendere la politica che non è quello che i classici ci hanno insegnato, perché arte del buon governo, partecipazione alla vita politica e sociale, se poi la conseguenza deve essere quella non di ricercare o cercare di comprendere quali siano i modi e soprattutto le occasioni, il tipo di formazione necessaria perché si faccia politica nel senso reale del termine e non si arrivi all'antipolitica, alle forme di diciamo anche qualunquismo, di indignazione, gli indignados in Spagna, l'antipolitica in Italia, e tutto questo noi abbiamo voluto offrirlo all'attenzione dei giovani, anche perché molto spesso che cosa si osserva? Si dice che forse questa generazione di adolescenti, di giovani, non sempre si occupa di politica, come per esempio avveniva nelle generazioni degli anni 70. Spesso anche nel confronto con i professori i ragazzi apprendono questo, che adesso non c'è a volte dico, quando negli anni 70 nel post 68 i giovani partecipavano alla vita delle assemblee studentesche, alla vita scolastica della partecipazione introdotta con i decreti delegati, fondamentalmente si occupavano di politica si discuteva nelle università.
Oggi questo interesse pare che nei giovani non ci sia e sembra l'altro aspetto di quella che è una disaffezione che comunque riguarda anche il mondo adulto. Allora vorremmo che attraverso questo convegno, che presenta il tema nella varietà e nella complessità delle sue sfaccettature, che i giovani possano capire che bisogna occuparsi di politica, trovare degli spunti ritrovare spunti, farli stimoli, acquisire strumenti, perché significa ecco, riappropriarsi di una capacità di essere protagonisti della propria storia e del proprio tempo. Bene, poi parleremo in particolare di queste giornate, che cosa certo, offre il programma. Ritorniamo all'altra parte del nostro studio, lo avevo presentato forse un po' in maniera troppo enfatica, ma in realtà se lo merita. Giuseppe Cioppino Crapanzano è da qualche anno a questa parte un ragazzo, insomma non più ragazzo, ecco, un giovanotto un po' cresciuto, i capelli bianchi magari gli danno più anni di quelli che in realtà ha, che si vuole impegnare, che si impegna per il suo territorio, per la sua città, nella promozione culturale, artistica, di eventi, e dice insomma io voglio fare la mia parte. È stato così con la Via Crucis, è stato così con tanti altri eventi, ed è così anche con questa stagione teatrale fatta l'anno scorso per la prima volta. Quest'anno la riproponi senza soldi, senza mezzi e con tanto successo. Qual è il segreto allora? Il segreto ancora non capisco se è incoscienza quello mio coraggio, ma per lo più secondo me è quello è quella voglia di fare qualcosa, quella voglia di sfruttare le strutture, di sfruttare le capacità e i talenti locali, e le varie compagnie, i vari gruppi teatrali che nascono a Favara, perché quest'anno praticamente ci ritroviamo con 5 compagnie teatrali a Favara. Abbiamo una struttura che è il gioiello, così viene definito dai favaresi o da chi ama il teatro. Vi è aperto l'anno scorso dopo tanti anni il Teatro San Francesco. Dopo un decennio di chiusura per diversi motivi che adesso non stiamo qui ad elencare. E praticamente sì, parte da lì la voglia di sfruttare questa struttura, in quanto è idonea ed è diciamo un palcoscenico ambito da diverse compagnie sia locali che diciamo dei paesi limitrofi. Quello che stiamo vedendo insomma è il promo di quello che è stato l'antefatto della seconda rassegnati, del cambio stagione, diciamo, che abbiamo fatto. Cioè il ricordo di quello che è stata la prima e la presentazione di quella che sarà la seconda. Dicevamo pochi mezzi, tanta voglia, ma anche un gruppo affiatato, quello tuo, non per niente si chiama Cioppi Group. Esatto, sì, la Cioppi Group, di cui mi onoro di essere il presidente. I ragazzi mi accompagnano, mi avallano tutto quello che diciamo propongo sia a loro che alla città, alle varie realtà di Favara. E poi riesci anche a dar voce e stimolo a quelle che sono, anzi che erano, delle realtà dormienti, come le compagnie teatrali locali, che adesso trovano spazio e visibilità. Ma principalmente rassegnati, infatti il progetto è quello di essere una rassegna, una stagione aperta a tutti e alla portata di tutti, anche alle compagnie, cioè principalmente alle compagnie locali, ma anche alle compagnie diciamo dai paesi limitrofi o addirittura da Caltanissetta e da altre province. Sì, alla portata di tutti, sia dal punto di vista anche economico per un pubblico che ovviamente non può permettersi un abbonamento di un costo diciamo non indifferente, e da lì ci dobbiamo un po' diciamo friggere con il nostro olio. Certo, e andarsi a sedere in teatro, a vedere una compagnia anche se diciamo locale, e pagare 4,90 €, insomma, cioè nemmeno entrare al bar e prendersi un caffè. Sì, ma infatti il prezzo è proprio, essendo un'associazione a scopo di non lucro, quella nostra, cerchiamo più che altro di portare la gente al teatro, anche ai giovani e alle coppie di anziani, che quest'anno come l'anno scorso offriremo pure il servizio di navetta per chi è impossibilitato a venire al teatro. Noi mettiamo a disposizione una navetta
questo è anche lo sfondo sociale, dottore Alonso. Cioè l'anziano, il vecchietto che non ha la macchina o forse magari non ha anche il figlio o il nipote che lo porta a teatro, loro lo vanno a prendere alla casa, lo portano in teatro, si vede lo spettacolo a 4,90 € e lo riportano a casa. Io ho appena fatto l'abbonamento, ci sto ripensando, ma me lo metto, non per risparmiare, perché io sono dell'idea che bisogna, come dire, sfruttare le compagnie che sono qua, ce ne sono poche, a Favara ci sono 4, Favara è in continuo movimento e questo fa piacere, però qua non sarebbe sbagliato avere una scuola di teatro o qualcosa del genere, perché siamo alla terra di Pirandello e invece tutto questo succede, tante altre cose per cui la disoccupazione quasi non dovrebbe esistere. Io prego la regia, non lo so se l'ha già fatto perché qui non ho sentito l'audio, di mandare integralmente questo piccolo promo, così abbiamo anche un po' un'idea di che cosa si tratta. È stato fatto proprio velocemente, come le cose che fa sempre Domenico Presti, vero? Esatto, sì. Sì, lo puoi mandare Piero, grazie. Sento sul viso il tuo respiro. Niente, non è... Come sei tu. Sento un'altra stagione teatrale 2017-2018. Come nelle grandissime occasioni, rassegnati. Dall'11 novembre al 12 maggio. Compagnia Lanterna Magica, Compagnia Teatro Stabile Nisseno, Compagnia Teatrale I Sognatori, Teatrale Caos, Associazione Arte Nuda, Associazione Talamonici in Scena, Compagnia Teatrale Testi Poeta, Compagnia Gio 90, Compagnia Teatrale Via col Vento, Compagnia Polvere di Stelle. Il primo appuntamento l'11 novembre, il Sasà Salvaggio Show. In pochissimi secondi ha dato proprio tutto quello che è il programma, 12 appuntamenti. Poi magari parleremo particolarmente di qualche evento che, come dicevamo, coinvolge compagnie di Favara, di Agrigento, del Nisseno, di Siracusa, insomma, di Ribera, tantissime grandi, belle realtà. Ed ecco allora il nostro ospite musicale, lo avevamo accompagnato nella scorsa stagione in quella che doveva essere ed è stata, credo, la sua tournée in America. Poi ha detto: quando ritorno rivengo a Target e vi parlo un po' di quello che ho incontrato e di quello che ho visto in America. Lì è tutta un'altra cosa ancora, oppure siamo un po' omogenizzati anche noi adesso, Luzzo? No, in America l'italiano è numero uno, poi il nostro sound italiano è apprezzato da tutti, la nostra canzone è sempre bella e agli americani piace il nostro stile di vita, piace la qualsiasi cosa dell'italiano. E io faccio piano bar lì nei ristoranti e quindi ho modo di conoscere tante persone, sia americani, italoamericani e di tutte le razze, perché noi siciliani come brasiliani abbiamo una cosa che ci accomuna, lo dicevo l'altra volta alla ragazza, la pallavolista di Aragona, che era proprio del Brasile, la saudacia, no? Questa nostalgia. Anche i siciliani che sono in America hanno la nostalgia. Sì, la nostalgia è tutti i giorni, è costante lì, perché la nostra terra è la migliore terra del mondo. Infatti l'Italia è amata da tutti in America. Ma non potrebbe essere un po' anacronistico, Luzzo, cioè il cantare nel 2017 le canzoni di 20, 30, 40 anni fa? Sono ancora veramente così? Ma in America, guarda, ci sono radio che trasmettono tutti i giorni esclusivamente quello? Esclusivamente musica degli anni 30, 40, 50, dalla mattina alla sera, 24 su 24. No, musica americana. Sì, americana, ma solo che le radio italiane ce ne sono poche, quindi una volta ce n'erano di più, adesso pochissime.
ce n'è uno che fa radio da casa sua in Florida, perché io abito anche in Florida, e fa radio tutte le domeniche trasmettendo musica italiana. Quindi poi c'è una radio a Rochester che tutte le domeniche trasmette musica italiana, però a New York ce n'erano dei radio italiani, Brooklyn, e adesso non ce ne sono più. E forse nemmeno italiani ci sono più a Brooklyn, è un po'... A Brooklyn I cinesi ci sono gli italiani, ma nella zona dove viene chiamata la piccola Italy di Brooklyn ormai è diventata Chinatown, tutto cinese. Bene, questa tua esperienza in America ha portato, diciamo, insomma, quella che è la nostra melodia, però insomma, qualcosa anche qui da noi ce la devi fare ascoltare. Sì, o hai lasciato tutto in America, no? No, sono qua appunto per cantare, quindi vi farò ascoltare un pezzo del mio repertorio. Volevo dire una cosa, io con le mie serate fatte qui a Porto Empedocle sto cercando di portare il veglione di una volta, perché adesso con i balli di gruppo, non togliendo niente ai balli di gruppo e ai signori maestri, ora le coppie marito e moglie sono staccati, ballano per conto proprio, uno di là. Io con le mie serate li ho fatti unire, cioè come si ballava una volta, perché faccio pezzi da night, faccio pezzi insomma ballabile, non sono balli di gruppo, e quindi la gente mi segue proprio per questo, perché ha desiderio di ballare, abbracciarsi con il partner, quindi bene, la prima canzone che ci fai ascoltare? Ma penso dovrebbe essere Per chi piangere. Ecco, al centro allora del nostro studio, a Target, per voi Luzzo Galvano. Potremmo anche ballare se vogliamo. Per chi piangere stasera, se la donna che amavi davvero ti ha ancora deluso, se la rabbia più nera ti dà un nodo alla gola e ti scende selvaggia nel cuore. Per chi vivere ancora, se ti senti più solo nel mondo e vorresti morire, se nessuno ti aspetta, mentre tu questa sera hai bisogno d'amore. Nella mente la voce di lei, l'eco dei passi suoi, il ricordo dei giorni che non torneranno mai, non torneranno più. È il tempo che non passa se non sei con lei. Per chi piangere stasera, se la stanza deserta ti toglie il coraggio di entrare, se ogni ombra sul muro ti riaccende la voglia che hai di vederla tornare. Nella mente la voce di lei, l'eco dei passi suoi, il ricordo dei giorni che non torneranno mai, non torneranno più. È il tempo che non passa se non sei con
carcere stasera. Se la stanza deserta ti toglie il coraggio di entrare, se ogni ombra sul muro ti riaccende la voglia che hai di vederla tornare. Bravo! Bravo, grazie Lucio Galvano, siamo ritornati un po' indietro nel tempo con le grandi melodie italiane. Cristian, dicevamo ormai l'attualità è il giornale online, ogni mattina credo che tutti noi o con lo smartphone, con il tablet, con il computer andiamo a cercare la notizia e proprio per questo c'è bisogno dell'immediatezza, cioè del quasi contemporaneità dell'evento che deve essere subito messo sul giornale. Sì, diciamo che è proprio questa la particolarità, diciamo, del giornale online, cioè quello di essere sempre aggiornati e dare sempre la notizia un po' prima degli altri, ecco, quindi giocare un po' sui tempi. Il giornalista che magari non necessita di un approfondimento, ecco, magari l'approfondimento si può fare dopo, dopo, arriverà con calma, esatto, lo può fare il giornale cartaceo che poi lo va a spulciare perché il giorno dopo deve pur sempre offrire un qualcosa di diverso e di nuovo al suo lettore. Assolutamente sì, infatti si parla spesso di competizione con la carta stampata, con la TV, quando invece effettivamente così non è. Dicevi bene, il lavoro del giornale online a mio modo di vedere è diverso, cioè nel senso che appunto viene data la notizia, poi si elabora e poi ovviamente c'è chi fa l'approfondimento, oppure c'è chi, il lettore più attento che ovviamente va a cercarlo nei quotidiani o nelle TV, quindi è un lavoro, diciamo, abbastanza impegnativo ma che ci appassiona, quindi fare il giornalista, diciamo, e farlo anche sul web è abbastanza faticoso, ma però dà anche delle soddisfazioni, perché e poi c'è anche dal punto di vista tecnologico, c'è il fatto che tu nel senso l'amministratore, no, può vedere in tempo reale da dove lo stanno leggendo, quanti lettori sono collegati, eventualmente se c'è un'interazione con il commento si può fare, quindi diciamo... Sì, ma diciamo che nel mondo anche dei social network agevola, aiuta molto questo tipo di ragionamento. Prima parlavamo della diretta online del voto delle elezioni regionali, mentre eravamo online ci rendevamo conto che c'era gente che ci seguiva dall'America, ad esempio, quindi magari anche qualche siciliano interessato all'evoluzione politica della nostra terra seguiva anche come l'evoluzione, insomma, del voto elettorale in diretta, quindi questo ci permette anche di valicare quelli che sono i confini non solo provinciali, nazionali, ma anche appunto fare in modo che ci possano seguire da tutto il mondo. E i numeri di Scrivo Libero cosa dicono? In Google Analytics o diciamo i contatori, quelli ufficiali? Ecco. Ci confortano, ecco, perché comunque noi siamo nati relativamente da poco, siamo 2 anni e mezzo per volontà mia e del vice direttore, che è la collega Marcella Lattuca. Abbiamo creato questo contenitore da 2 anni e mezzo e da qualche mese dopo mese, impegno dopo impegno, insomma, abbiamo le nostre soddisfazioni, quindi i dati ci confortano su questo. Certo, poi bisogna anche un po' districarsi, no? Tra lettori unici, tra pagine viste, tra un po' tutto, l'importante è che si va avanti. Sì, diciamo che i colleghi di TRS98 che tu conosci, loro stilano anche una graduatoria, non so se molti hanno avuto modo di vederla, sui dati Alexa, quindi sul ranking internazionale, e diciamo che Scrivo Libero attualmente ci hanno come seconda testata online agrigentina dopo Agrigento Notizie, quindi diciamo questo ci sprona, diciamo, ad andare avanti e fare sempre meglio. Bene, bravo, continua ancora così. Ritorniamo al mantello, dottore Alongi. Dicevamo questa 3 giorni, che poi magari sono anche 4, no? Tra l'accoglienza e un po' tutto, senza mettere poi in conto tutto quello che è la preparazione che c'è dietro a un evento così importante. Le tematiche che tratterete, qualche argomento particolare, qualche relatore, insomma...
che merita un po' più attenzione degli altri, anche se i relatori sono tutti... Io ho la brutta abitudine di non rispondere mai alla domanda del cronista. Non ci sono problemi. Però mi riservo di farlo. Ti agganci dopo? Perché mi seguo la trasmissione registrata, dico io non rispondo, non arrivo. Però stavolta lo voglio fare non per un patto di scortesia, lo voglio ricollegare anche perché poi alla fine un dibattito a Cristian e alla preside. Nel senso che Cristian si parlava poco dell'ospedale, è vero ci sono molti reparti di eccellenza, tra virgolette, c'è il pronto soccorso che in questo momento, ma non è solo l'Agrigento, soffre un po'. Io ritengo che l'ingegnere Venuti, che è il nuovo commissario, sia una persona per bene, è una mia impressione, una mia idea. Ma io mi chiedo, e ritorniamo alla politica, ma ci dessero un commissario, il peggiore commissario che esiste in Sicilia, e ce lo mandassero per 5 anni di seguito, perché questo commissario, che ritengo sia una persona capace e per bene, se ne va fra qualche mese sicuramente. Sì, la programmazione. E quindi non è possibile, noi ci dobbiamo confrontare di nuovo con tutto. E poi il riferimento ai ragazzi, all'etica, all'antipolitica, eccetera. Io, dall'esperienza che abbiamo avuto dal 2011 con i ragazzi, noi pensavamo che loro fossero dediti a tutt'altre cose, agli aperitivi e tante altre robe varie. Distrazioni varie, alla musica, eccetera, eccetera, che va fatta pure, attenzione, quelle sane. E invece siamo resi conto che sono molto sensibili a queste argomentazioni, molto sensibili. Abbiamo parlato, dicevo, in questi giorni, a 4 generazioni di ragazzi, che facciamo sempre ogni 2 anni, sia che 4 generazioni di ragazzi sanno che cosa sono le cure palliative, sanno che cosa è la legge 38, che è una legge, attenzione, non si può disattendere, altrimenti si incorre a delle sanzioni serie, è un reato, e questo va detto chiaramente. Poi in riferimento a quello che sarà il convegno... Ecco, sono state le 2 risposte fuori tema, però sono state giuste da dare. L'altra cosa che voglio precisare, è una cosa importante, abbiamo parlato solo di hospice, invece esiste ad Agrigento, in provincia di Agrigento, l'assistenza domiciliare, che è un'altra cosa molto importante, esiste da un paio di anni, cioè dire va a casa della persona che sta male, un'equipe composta dal medico, dal psicologo, insomma tutte le declinazioni delle cure palliative sono medico, psicologo, sociologo, infermieri, assistenti sociali e anche l'assistente spirituale. E questo è importante dirlo perché forse in Sicilia siamo arrivati un po' in ritardo, però abbiamo completato quello, adesso manca solo la rete, cioè il collegamento di tutte queste figure, di tutte queste, come dire, l'hospice, cioè l'hospice, le cure palliative domiciliari e l'ambulatorio. Ecco, dobbiamo collegare, che non è una cosa facile. È il lavoro che stiamo facendo, è l'argomento che tratteremo in diverse sessioni del mantello, poi ci sono tante altre sessioni molto importanti, quella delle date l'abbiamo appena accennato, poi facciamo dire a lei che ha più memoria di me di quello che faremo, è meglio. Dicevo, questo coinvolgimento dal punto di vista scientifico con i relatori e quindi anche con i medici, e poi il coinvolgimento degli studenti. Ma andiamo alla parte medica, insomma, quello che sarà le sessioni scientifiche. Ecco. E le sessioni scientifiche sono abbastanza corpose quest'anno, in questa edizione. Non sappiamo se sarà l'ultima, quindi per questo ci siamo spesi in maniera così, no? Facciamola terminare e poi nel senso che la fatica ovviamente è raccontata oggi alla vigilia, perché iniziando venerdì, da domani tre giorni conclusivi. Da domani accogliamo i relatori che provengono da tutte le parti d'Italia e della nostra regione, quindi relatori che hanno ormai un ruolo, hanno un peso rispetto alle proprie competenze e rispetto a temi specifici, quindi parleremo di dolore, di trattamento di dolore specifico, parleremo di cure palliative a chi vengono rivolte, ci sarà una sessione di lavoro che parlerà di cure palliative pediatriche, che è quella che ovviamente un po' ci fa tremare tutti emotivamente, ma che non possiamo assolutamente tralasciare, perché la parte più delicata, più importante, perché parlare di cure palliative pediatriche significa parlare dell'intera famiglia, di un nucleo che viene
devastato, per così dire, terremotato, non c'è solo il bambino che sta male, c'è il fratello, c'è la sorella, c'è il papà, la mamma, tutto il nucleo che viene accudito. Quindi in questa tavola ci sono specialisti che provengono da altre parti della nostra Italia, non perché qui non ce ne abbiamo, ma perché purtroppo in Sicilia ancora non abbiamo raggiunto questo obiettivo. È solo l'hospice. A macchia di leopardo troviamo hospice pediatrici o cure domiciliari pediatriche, sì, lo si deve fare, perché le cure palliative domiciliari che si fanno in Agrigento, nella provincia, in tutta la provincia, non possono tirarsi indietro nel momento in cui viene attivata un'assistenza per un bambino, per una bambina, per un adolescente. Mi piacerebbe approfondire adesso allora il coinvolgimento degli studenti in questo. Voi avete chiesto agli studenti di rappresentare il loro pensiero sul tema che avete dato, sì, con quello che è per loro la migliore espressione artistica, il disegno, il video, la poesia, insomma qualcosa che possa rappresentare il vostro tema. Noi diamo un tema ogni anno. Quest'anno il tema è sostare, lo leggo così non dimentico niente, sostare sostare nella sofferenza, proprio utilizzando il termine, giocando su sostare, cioè sostare, ma quindi fermarsi, sono in grado di stare ecco, nella sofferenza, un tema forte, il valore dell'empatia nel tempo della malattia, cioè questa malattia mi pone 1000 domande, 1000 dubbi, mi mette in crisi, ma io sono in grado, io come operatore, io come familiare, io come amico, sono in grado di essere empatico in questo momento di grande crisi che è la malattia, ricorda il ma nome anche dei ragazzi nel tempo della separazione, quindi la malattia poi certo, mi porterà a una separazione. Noi l'abbiamo lasciata così, non abbiamo parlato di morte, perché sappiamo tutti che la separazione può essere anche una non morte. Ci sono 1000 separazioni che affrontiamo nella nostra vita, già nasciamo e ci separiamo, no? Tagliamo il cordone ombelicale e via via proseguendo nell'evoluzione, nel nostro ciclo vitale. I numeri vi danno ragione, so che ci sono state insomma decine e decine di elaborati. Ci sono tantissimi elaborati e dicevo, ogni anno è un'esperienza diversa, ogni edizione è un'esperienza diversa, un'esperienza nuova. Noi diamo un tema e lo lasciamo lì, perché loro sono più bravi di noi e quindi la creatività che viene fuori ci porta a delle cose meravigliose, a un'estetica particolare, classicamente noi immaginiamo, rispondi al tema con uno scritto, una poesia, al massimo immaginiamo un quadro, un cartellone. Noi abbiamo avuto invece risposte particolarissime. La scorsa edizione hanno partecipato dei ragazzi, un istituto di Gela, con un balletto, quindi una coreografia che ha dato l'idea del tema, che non era questo ovviamente, era un altro, ma che comunque ha lasciato la commissione in una risposta, in una risonanza emotiva forte, che ovviamente poi tutti abbiamo visto durante lo spettacolo al teatro e abbiamo confermato. Anche quest'anno so che ci sono dei video, dei balletti, delle creazioni artistiche, installazioni. Sì. E quindi diciamo che ne sono rimasto meravigliato anch'io, perché credevo che fosse così, cioè la partecipazione, dire vabbè vediamo un po', invece no, un impegno profondo di alta classe ed alta valenza artistica. Allora devo dire che i ragazzi sono stati quest'anno ancora più bravi secondo me, per un semplice motivo: i tempi sono stati più ristretti, quindi dare l'input ad aprile, quindi bandire il concorso ad aprile, fare le giornate informative maggio e settembre e dare la scadenza di presentazione dei lavori a ottobre, veramente sono specialisti questi ragazzi. Però dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto un po' più tecnico, formale, però va detto. Tutto questo può essere realizzato non solo con la buona volontà di operatori, che siamo noi, ma tante altre persone che ci hanno collaborato e che non sono qui con noi.
ma c'è bisogno anche di soldi per fare questa cosa. Non voglio essere venale, è normale, o c'è organizzare cinica, un convegno di questo, questo può dare anche dei premi ai ragazzi per stimolarli nello studio, per contribuire magari a pagare una tassa universitaria. In genere noi pensiamo così, però dico, questa realizzazione così ampia, così piena, avviene grazie ai fondi di un piano sanitario nazionale che rimpingua ogni anno e che dà un input, no? Lo riceviamo la Regione Sicilia, l'assessorato alla salute lo invia a tutte le ASP. L'ASP di Agrigento accoglie la nostra progettazione che l'Hospice ha fatto negli anni, e questa è una cosa importantissima da dire, perché noi ci agganciamo all'articolo della legge 38, che è la diffusione in modo capillare, parlavamo prima, insomma, però grazie a questi fondi noi lo possiamo fare, perché le ASP hanno anche loro i loro budget fino a un certo punto. Dottora Longe, il professor Scalia diceva l'ultimo anno, no? Dico, sei anche tu di questa idea? Lo diciamo sempre, lo dico pubblicamente alla vigilia del convegno. Come mai? Speriamo di poterlo fare, perché le difficoltà tecniche e burocratiche sono enormi. Però ci sono anche delle soddisfazioni oltre al lavoro, insomma, poi viene difficile poi staccarsi. Siamo gratificati, soprattutto dai giovani. Viene difficile staccarsi. Tra l'altro, lo diciamo, non sono solo 3 i premi, ma diventano 10, perché sono aggiunti altri premi che ci hanno donato. Qualche altro piccolo sponsor, insomma, le associazioni proprio che fanno le Posso permettere di precisare una cosa che non è venuta fuori da questo, perché mi piace sottolineare, perché si presta sempre a diciamo, confusione anche per gli addetti ai lavori. Quando parliamo di cure palliative pensiamo soltanto alla terapia del dolore, cioè che noi curiamo il dolore, anche il dolore, ma curiamo tanti altri sintomi, cure palliative. Invece la terapia la clinica del dolore si interessa del cosiddetto dolore benigno, dolore alcuni lo ritengono di dire inutile, ed è vero, a volte ci sono dolori inutili, il dolore da parto per esempio è un dolore inutile, non ci dovrebbe esistere. Ora, ritornando ai temi che c'è una sessione che riguarda il dolore benigno, che è il dolore vertebrale, in cui parleremo del dolore neuropatico, cervico-brachialgia, la lombosciatalgia e la neuromodulazione, che è una tecnica. Tutte quelle cose che avete dato tu, presente. Guarda che direi quando canterà di nuovo lui, sì. Una canzone senza pianto, perché altrimenti la trasmissione diventa troppo. Ritorniamo al poeta, a Enzo Argento. Abbiamo visto questo nuovo modo di interpretare la poesia, quella che è la sua vena poetica. Sarà anche questo trasportato su carta, Enzo? Sì. Io, se me lo concedi, volevo fare una poesia brevissima e poi vi volevo lasciare con sorriso sulle labbra portandovi dietro negli anni. Posso? Andiamo. La poesia è breve. Di luto amore, che ora mi basta, mi coglio la musica quando resta. Che se mi serve lo piglio da mucciato, come se fosse già raggiunto, calommerno è l'uomo da passare quando solo si è non sonnire. E adesso la parte quella diciamo più allegra, ha detto che ci portava indietro nel tempo. Quando i genitori cercavano la fidanzata al proprio figliolo, tu ti ricorderai. Un matrimonio portato, insomma. Sì. Solo un pezzo, perché è un poemetto di 800 versi. Quello che ritieni più appropriato. Ecco. Nichiato, il titolo è come l'acqua in capo di braccia. Che fa l'acqua in capo di braccia? L'astuta, no? Nichiato, pari il gnuccolone si ne stava ittato un tonaglione. Aveva la testa piuttosto confusa, che pensavano te giorno alla carusa. Lo cuore friva, paria una pareggia, quando ne rogliuccia la picareggia. Chi ti manca, chi ha, ci dice ogni giorno sopà. Ti viu confuso, non può parlare, e canto ti viu travagliare. Mi pare scalato, senza appetito, vedete mangiare qualche uovo fritto, quando ti viene tecca di sostanza e la forza vedi della panza. Passavano le giorna e lui vedeva sciaviato, capì che la femmina voleva lo lato. Ci ne trova una di buona carnaciume, vede l'arduta, d'inverno e stagione.
Nella sua faccia si ci poteva scrivere, due bicchieri d'acqua si poteva vivere. E ciò che mangiava ci Lucia, che una buona carne ci via, non aveva mai stomaco qua è stato, manco se latte agita si è mescato, a decidia tutte cose in un momento, come nello mulino lo frumento. Si la vedia tu può sciagoleare, a bocca aperta ti faceva restare, con una gregna in destra andava montata, paria che si faceva una passeata, e lo petto, pavia, canto, che si è potuto adattare le figlie senza scanto. Quando la vita del povero Caruso si compone e restati su tiso, si ci avvicinava per dirci qualcosa, ma già cominciava a fare la smorfiosa, o ci ha domandato quanti anni ha, ma subito pronta a rispondere insomma, mia figlia è una cipa immacolata, e la Madonna fece crescere truzzuta, quando un mare me l'ha detto, la mammana mi passa la mia casa china a china, tutta venire a bizza nella strada, stava cittuna come una cassata, pure spanto ristava un Giovanni, che era lì che ci paria grande, con sette criva paria cenuta come una crema capanna montata, e la gente per la meraviglia diceva che bella, ma che semiglia. Poi la buttava a Santa Rita per farla crescere stinnicchiata, ma assomigliava a Nannanina e bene curta ma bedacchina. Passava la sera e bene la giornata, era contento che ormai aveva la zita, era più legge, ci passava il nervoso, si sentiva grande ormai Caruso, gli va di corpo non era più giornato, a porca pare che si seminato. L'applauso per questa trasposizione, questa descrizione minuziosa e particolareggiata è la verità. Da Zita, sì. Allora, dottoressa Semenga, abbiamo parlato di queste giornate, del coinvolgimento anche nel cercare anche nuovi stimoli tra etica e politica. Questi 3 giorni come si articoleranno? Sì. Ecco. Il programma si articola in diverse sessioni. Solitamente il format delle giornate è quello intanto di realizzare i convegni in diversi luoghi d'arte della nostra città. Questo non è diciamo, all'interno del liceo, non è all'interno del liceo perché simbolicamente a noi piace dare questa idea di una cultura che è presente e che sollecita, interroga, dibatte con i cittadini, e poi la valorizzazione dei luoghi d'arte come luoghi in cui la cultura viene ripensata, rielaborata, e quindi il primo giorno è domani. Noi avremo le prime 2 sessioni al Monastero di Santo Spirito e in contemporanea ce ne sarà un'altra presso la chiesa di San Pietro, spazio Temenos. E con quale tema iniziamo? Domani saranno nostri ospiti il dottor Ottavio Sferlazza, che è il procuratore della Repubblica di Palmi, ma anche Nuccio Dispenza, giornalista della redazione di Michele Santoro, i quali insomma affronteranno il tema anche del rapporto tra politica e giustizia, i temi della legalità che sono strettamente connessi sia con il ruolo che loro stessi rivestono, ma anche con uno degli aspetti centrali di questo tema di riferimento. Peraltro sono stati anche entrambi alunni del liceo classico, quindi tornano con piacere a queste origini. Invece nell'altra sessione, nella sessione che avviene in contemporanea a San Pietro, avremo ospite intanto Don Vincenzo Lombino, che parlerà della regola d'oro nella costruzione della polis, della cittadinanza, quel principio che, guardando al bene comune come principio e fondamento anche della politica e della convivenza civile. Seguirà l'intervento di un professore di fisica del Dipartimento di Fisica e Chimica di Palermo, professore Gioacchino Massimo Palma, perché ci è sembrato indispensabile, ecco, che questo programma non perdesse di vista l'elemento scientifico, tant'è che è presente in entrambe le sessioni. Lui ci parlerà in modo particolare delle rivoluzioni scientifiche come momenti in cui si affermano nuovi paradigmi culturali e diventano anche dei momenti importanti di rottura rispetto al passato, ma anche di consegna di nuove Weltanschauung, di nuovi modi di vedere il mondo. Questo giovedì. Giovedì nel pomeriggio, perché poi abbiamo le sessioni pomeridiane che invece sono rivolte in modo particolare agli insegnanti, diventano anche un momento di formazione per tutti i docenti, mentre nelle sessioni del mattino sono le classi che vengono distribuite nei diversi convegni.
La riflessione che verrà sempre condotta da Nuccio Dispenza, dal professore Palma e dal dottore Sferlazzi, e si aggiungerà anche il professore Franco Giorgianni, docente di lingua e letteratura greca presso l'Università di Palermo, perché si vuole riflettere su una paideia per il terzo millennio, perché ecco, che si possa anche in tutte le discipline affrontare il tema di quello che può essere il valore formativo ed educativo che le discipline in sé portano, perché etica, e parlare di etica, educare alle competenze sociali e civiche, oggi si dice educare alla cittadinanza, un tempo si diceva promuovere l'educazione civica. Occuparsi di questi temi significa sostanzialmente fare istruzione ed educazione, ma non lo si fa con una disciplina in particolare. Deve essere fatto attraverso quello che le discipline in sé, come costrutti epistemologici, come linguaggi, come repertorio di conoscenze ci consegnano, così come il sapere scientifico educa ad un metodo che è un metodo naturalmente che abitua al dubbio, che allontana dal pregiudizio e ha tanto da insegnare anche rispetto ad un atteggiamento culturale lontano dagli stereotipi. In maniera più veloce le altre giornate? In maniera più veloce il venerdì noi avremo invece dall'Università Villa Genuardi, perché l'iniziativa è patrocinata, è patrocinata da diversi enti, che colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Agrigento, il Polo Universitario, il Consorzio Universitario, il Museo Diocesano, la Biblioteca Lucchesiana. Allora, a Villa Genuardi un professore di lingua e letteratura latina, il professore Bianco, illustrerà una delle famose orazioni di Cicerone, la Pro Marcello, che è espressa con un linguaggio dove i temi della politica si arricchiscono anche di un pathos che guarda agli ideali, ai sentimenti, ai valori, e poi seguirà un riferimento, tra l'altro un professore del nostro liceo, il professore Di Benedetto, proprio sulle nuove tecnologie, sul mondo del web, affrontando proprio il problema anche se tra anarchia e regole. Dall'altra parte sempre Franco Giorgianni, un concetto della responsabilità nella vita della polis, e poi il professore Bonomo tratterà il tema della bioetica sui confini scientifici di una scienza o pseudoscienza, ecco, interrogandosi su questo aspetto. Continua la sessione pomeridiana con un ospite peraltro d'eccezione, il professor Ivano Dionigi, che è ex rettore dell'Università Alma Mater di Bologna, un latinista che vanta un curriculum assolutamente straordinario, parlerà agli insegnanti, l'indomani parlerà anche agli alunni, proporrà questo suo libro, Il presente non basta, dove la lezione del latino ci viene posta anche come la lezione della storia e delle nostre radici da cui non potremmo mai prescindere. Arriviamo a sabato. Sabato sempre Dionigi, con un altro professore dell'Università di Bologna, Franco Farinelli, che invece presenterà il concetto di etica e politica rispetto al paesaggio, rispetto allo spazio. Perché giornate non solo riservate a studenti e docenti, ma anche aperte alla città. Anzi, colgo l'occasione per invitare chiunque voglia appunto partecipare. Sabato concluderemo presso la chiesa di San Lorenzo, così come la sessione del venerdì, l'altra sessione avverrà a Palazzo dei Filippini. E allora diciamo questo. Tantissime offerte in questi 3 giorni, insomma, per chi volesse un po' approfondire. Partecipare, approfondire, perché riteniamo che la cultura classica, ma anche il suo essere strumento di interpretazione culturale, possa riguardare tutti i cittadini, non semplicemente gli studenti o gli studiosi. E a proposito di progetti, Rassegnati inizia giorno 11, Cioppino, di novembre e termina il 12 maggio, quindi avete un po' tutta la stagione davanti. Sì, praticamente iniziamo cioè la festa di San Martino, ritornando a San Martino, noi passeremo direttamente all'allegria, diciamo, con Sasà Salvaggio,
anche perché aprire con una serata di cabaret l'anno scorso ci ha portato fortuna, in quanto c'era Litterio l'anno scorso sì, Litterio e Salvo La Rosa, e visto che ci ha portato fortuna, l'anno scorso abbiamo registrato 7 sold out su 9 spettacoli, quest'anno riapriamo la rassegna con una serata di cabaret, e lo farà Sasà Salvaggio, da buon siciliano Docchi, e chiuderò praticamente io la stagione con la mia compagnia, che Cioppi Group è anche una compagnia, non è un'associazione. Nel mezzo dicevamo altre 10 serate con compagnie di Caltanissetta, vedo qua, compagnie di Agrigento, Sognatori, Caos, Arte Muda, Gio 90, insomma tutto il territorio e le belle realtà locali che sono state coinvolte. Sì, e si passa anche da opere come Peppino De Filippo, diciamo, Non è vero ma ci credo, a Un ladro per amico di Giuseppe Speciale, un'opera moderna, ad arrivare ad Antonio Grosso, un'opera Signor Tenente, che tratta proprio un tema sociale attuale, e le varie compagnie, diciamo, che portano delle opere brillanti. Tu parlavi di sold out, c'è ancora qualche abbonamento a disposizione? Come no, questo adesso è un consiglio che io voglio dare, non è un messaggio pubblicitario, però io consiglio di regalare e regalarvi un abbonamento, in quanto l'anno scorso si è rivelato un'ottima idea al regalo, sia per i genitori, per la gente che ama il teatro o che ama passare una serata diciamo in tema di risate e quant'altro. Sì, praticamente ci sono 2 possibilità di abbonamento, quella ridotta da 25 euro per 5 spettacoli, 49 euro 10 spettacoli, e il fuori abbonamento, che sarebbe la serata di cabaret di Sasà Salvaggio, al modico prezzo di 10 euro. Bene, chi volesse allora il Teatro San Francesco per 12 serate e per voi. Diciamo che qualcuno lo potrebbe anche intendere come pubblicità che stiamo facendo, in realtà è pubblicità ma a fini eccezionali. Abbiamo ricordato poco fa quello che diceva loro, il vecchietto che non può andare al teatro, c'è l'associazione di volontariato, lo va a prendere a casa con il pulmino, lo porta a teatro, lo riporta indietro. Ma anche per abbonarsi, diciamo, direttamente noi andiamo a casa dell'anziano o di chi ha problemi motori e non è impossibilitato a recarsi presso le prevendite, basta chiamare a questo punto lo dico, magari può servire a qualcuno, il 328 95 14 586, e ci recheremo direttamente dall'interessato ad abbonare. Teatro e servizio sociale assieme, è una cosa interessante. Vuoi il pulmino pure tu per venire? No. L'ho fatto io stesso. Stavo dicendo che anche noi abbiamo un cartello di spettacoli in questo momento. E quindi oltre al convegno scientifico, all'incontro con gli studenti, avete pensato anche un po' per forza, perché noi poi possiamo a rilassarci un pochettino, allora abbiamo Riccardo Gazzi e Toni Speranteo, poi abbiamo il gruppo folcloristico della città di Agrigento, il gruppo folcloristico della Lanterna di Licata, i Tamburinara di Girgenti, il Quartet Folk Totò Nocera, che è un medico, Desi Ricotta, i Patti Sincers, che le avremo sabato sera al Terro Pirantello, e poi il Blackout Trio. Bene, quindi però scienza, cultura e anche un po' di divertimento. Volevo un'altra cosa, che abbiamo noi idea, ecco, ci potremmo collegare, mi farebbe tanto piacere. Un altro progetto che ho in mente io, che sto torturando la dottoressa, che ti do un minuto per illustrarlo. La mia intenzione è di fare all'interno dell'ospedale, proprio perché bisogna collegare, bisogna che ci sia una sinergia tra i vari reparti, nei momenti di spettacoli, e già qualcosa in embrione c'è. Quindi, Cioppino è a disposizione, già me l'ha detto lui, me l'ha detto possiamo collaborare. Non si sentiva, ma me l'ha detto. Il fatto che vanno a casa delle persone che non sono efficienti, a questo punto porteremo il teatro direttamente all'ospedale. Ne parleremo comunque. Bravo Cioppino. Allora, voi preparate il saluto, perché siamo già arrivati in chiusura, anzi mi scuso con
con la regia siamo forse anche qualche minuto in più, vero Gella? Vabbè, insomma, però stasera c'erano argomenti interessantissimi. Preparate il saluto, perché qua chi viene a Target lo sa, non è che grazie e buonasera, no, dovete farlo con una frase, un pensiero, una citazione, insomma, un qualcosa che riguarda il vostro lavoro. Ma prima di fare questo dobbiamo dare ancora una volta il microfono a Luzzo Galvano, alle sue melodie e a questo suo progetto di riunire la coppia. Luzzo. Sì, è un bel progetto, una bella idea, perché come ho detto poco fa le coppie si allontanano, invece io cerco di avvicinarli come una volta, come gli anni 60, che si ballava nelle balere abbracciati con musica da night. In giro per i locali di Agrigento? Sì. O c'hai un posto fisso solo dove? No, io organizzo praticamente, e poi mi chiamano anche per fare qualche piano bar, però le serate dove, quello che stavo dicendo, sono organizzate da me, e faccio degli inviti con 300-400 persone. L'ultima l'ho fatta il 27 di ottobre qui nell'Agrigentino, è un locale piccolino, però ho raccolto 135 persone. Con il gusto di stare insieme, di ascoltare bella musica. E poi porto persone che non escono di casa perché non vanno balli di gruppo, quindi vengono e vengono a ballare con il marito per passare una bellissima serata. Bene, che cosa ci offre adesso? Cosa? Che cosa ci fai sentire adesso? Vi faccio un classico della canzone italiana, Un amore così grande. Bene, ancora al centro del nostro studio per Luzzo Galvano, e poi i saluti di Target. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di
Lo so, siamo andati un po' oltre, il programmatore a questo minuto fa un po' così, perché deve un po' rivedere insomma quella che è la nostra programmazione, ma credo che abbiamo trattato e parlato di cose abbastanza interessanti che spero vi abbiano anche coinvolto. Allora ringraziamo e salutiamo i nostri amici che naturalmente lo faranno con il pensiero positivo. So che quello di Luzzo sarà direttamente per la musica che unisce. Sicuramente la musica unisce e buona musica a tutti. Grazie a Luzzo Galvano, grazie anche a Giuseppe Cioppino Crapanzano, il Cioppi Group e Rassegnati. Infatti, rassegnati a venire a teatro. Io auguro una buona stagione a tutti, e non solo quella teatrale ma anche quella a venire. Che dire, un salutone a tutti e grazie sempre per l'invito. Giornalista, direttore di scrivolibero.it, Francesco Christian Schembri. Beh, il mio vuole essere più che altro riprendere un aforisma di Ezra Pound che diceva: l'unica cultura che riconosco è quella delle idee che diventano azioni, e quindi è un auspicio nei confronti della classe politica regionale nuova affinché le idee diventano realmente azioni e quindi possano essere anche di buon auspicio per i nostri giovani. Il poeta Argento Enzo, in arte Enzo Argento. Cundare li giorna, li bidili passare e comunitare una cuccia al mare. Se non ti grazie, non ti lasciano niente, che sono stati prima turisti vacanti. Grazie a Carmelinda Scalia, psicologa dell'Hospice Clinica del Dolore di Agrigento. Io vi saluto riprendendo solo il termine sostare, proprio per riprenderci il tempo di stare nella relazione e riagganciarmi un po' a quello che si è detto oggi. Grazie al dirigente dell'Hospice Clinica del Dolore di Agrigento, Gerardo Longi. Io concludo con una frase che chi ha cura di se stesso e anche e soprattutto degli altri è portatore sano di democrazia. In questo mi riferisco ai volontari, di cui non abbiamo fatto cenno, che hanno un ruolo importante non solo nel nostro reparto ma in tutta la sanità. Grazie alla dottoressa Anna Maria Sermenghi, dirigente del Liceo Classico Empedocle di Agrigento. Io volevo, se possibile, che si potesse inquadrare questo basso rilievo con cui... Forse è un po' piccolo da fare, Gerlando. Ecco, lo tenga fermo. Lo teniamo fermo. Sì. È un basso rilievo che raffigura la morte di Socrate. Sappiamo come momento importante della filosofia antica. Socrate che muore per obbedire alle leggi dello Stato, pur sapendo che la sua comunque era una morte non meritata rispetto a quello che era l'ufficio che lui si proponeva dell'educazione rispetto alla virtù, e l'abbiamo accompagnato con una frase del D'Officis di Cicerone: non nobis solum nati sumus, quasi a ribadire appunto che nessuno è nato solo per se stesso, ma nasce anche per gli altri. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta in maniera più lunga del solito ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.